Aveva pianto tanto, non per una sola cosa, ma per un insieme di silenzi, attese e vuoti. Si sentiva bloccata, come se il futuro fosse una porta chiusa. Poi, un giorno, vide una farfalla posarsi sul davanzale. Non era la prima, ma questa volta le sembrò che portasse un messaggio, una sensazione profonda, come se qualcuno le stesse dicendo «Non sei sola». E proprio quella sera arrivò una novità inaspettata, un piccolo cambiamento, una chiamata gentile, un invito, una possibilità. Non fu un caso, era il legame invisibile con chi non c'è più, ma resta, con chi ci ha voluto bene e continua a farlo in modi che a volte non comprendiamo subito. Da quel giorno ogni farfalla fu un sorriso e ogni passo un fiore che sbocciava.